Chi soffre di fibromialgia probabilmente si trova in una condizione in cui si sente molto solo, molto solo perché non c'è una reale soluzione a questa problematica cronica. O meglio, la medicina convenzionale non ci dà un chiaro suggerimento, un chiaro percorso per ritornare a stare bene. Però in questo video voglio testimoniarti quella che è stata la storia di una cantante di fama mondiale, Lady Gaga. Infatti in una delle ultime sue interviste ci dice come il suo percorso di guarigione si è sviluppato da più di 5-6 anni di dolori intensi che erano arrivati da un trauma fisico in particolare. Quindi quali sono le 4 cose che ha fatto, che oggi fa in continuazione per ritornare a una salute mentale ottimale. Oggi si sente completamente rinata, sta meglio di come è mai stata da quando aveva 19 anni, il momento del trauma. Ne parleremo in questo video. Principalmente questo video è stato fatto per quelle persone che soffrono di dolori cronici, come quelli della fibromialgia, e che credono insomma, che ci sia qualche soluzione per loro. In Italia non se ne parla abbastanza e qui voglio darti insomma i 4 punti che puoi prenderti e metterti su un foglio e dire ok, questi sono i 4 punti che da oggi mi preoccuperò di seguire e fare per iniziare il mio percorso di guarigione dal dolore cronico, che sia fibromialgia, che sia dolori alla schiena, che siano cervicalgia, perché tutti i dolori cronici in realtà arrivano da un sistema nervoso ipersensibile e come ho scritto qua c'è una correlazione che è molto chiara tra dolore mentale, dolore cronico e salute mentale. Chi sono io per dirti questo? Mi chiamo Alessio Veneziano, sono terapista e fondatore del metodo Neurobalance, che è un approccio mente-corpo per la cura dei dolori persistenti, come quello della cervicale, del mal di schiena, per esempio. Lo faccio attraverso il mio portale digitale Neurobalance e consulenze e programmi personalizzati. Andiamo direttamente al video di oggi. Mi sono scritto qualche appunto qui per non dimenticarmi nulla della sua intervista, che è stata super interessante. Essendo io in questo campo del dolore cronico e della salute mentale, la sua testimonianza non può essere che di aiuto a tutti. La problematica qui è che è principalmente in inglese, non si trova, ho visto su YouTube, in italiano. Quindi sono qui a darti i suoi punti cruciali su quello che ha fatto fino ad oggi. Lady Gaga ha subito un trauma all'età di 19 anni, violentata probabilmente sessualmente, non lo dice apertamente, ma da quello che ho capito è stata violentata a 19 anni più e più volte. A quel punto ha avuto un successo immediato, dai 19 in poi nel mondo della musica, ha iniziato a fare tour, ha iniziato a fare ovviamente successo in ambito anche monetario. È vero, faceva una sua passione, seguiva la sua passione che era la musica, ma il suo corpo ha subito un trauma che non era stato processato. Questo non processamento l'ha portata a dolori intensi, dolori che non erano normali, infatti aveva fatto diverse diagnosi. Lei dice che si è sentita molto frustrata dal non aver trovato nulla nel corpo che non andasse bene, ma continua ad avere dolori atroci in tutto il corpo. Da lì la diagnosi di fibromialgia, che come dice lei parla di dolori intensi diffusi in tutto il corpo, anche di notte, con tremori anche molto forti. Tutto quello che ti dirò adesso non è basato sulla mia credenza, sulla mia terapia, ma è sulla sua terapia. Tutto quello che ti sto dicendo quindi è dall'intervista, che se vuoi ti metto nel link in descrizione, se sai l'inglese puoi andartela a vedere in modo integrale. Dura circa 50 minuti, a parte molto interessante, ma se non vuoi spendere 50 minuti e farti 15 minuti di pain education con me, ti assicuro che avrai tutto quello che ti serve qua. La fibromialgia, come spiega lei, è una condizione al sistema nervoso centrale e periferico, in tutto il sistema nervoso, di alterazione, un disequilibrio.
quindi dato da una problematica psicologica, in questo caso chiara, c'è stato un trauma a 19 anni, un trauma emotivo in questo caso, che però è stato sentito nel corpo. Il sistema immunitario va anche in disregolazione, questo non vuol dire che il problema è unicamente del sistema immunitario, non è una multipla sclerosi per esempio o un Parkinson. Qua stiamo parlando di una condizione che sembra invisibile, che è invisibile da fuori, ma che ha reali processi fisiologici interni che sono ancora sotto processo di scoperta dalla neuroscienza. Quello che ci dice Lady Gaga che si tagliava pubblicamente, cercava di avere insomma, l'attenzione del pubblico nei primi anni sulla sua sofferenza. Quindi questo è il fatto che diciamo la proteggeva anche dal dolore stesso interno. Se mi taglio le vene senza ovviamente andare a sanguinare in queste parti del corpo, dico al mio corpo questo dolore che sento adesso mentre che mi taglio è più forte di questo dolore che sento all'interno causato dalla fibromialgia. Quindi è un po' una copertura del dolore stesso. Quello che ci dice che quello che l'ha portata avanti è la speranza, l'ispirazione e la fede. La fede è principalmente nell'universo. Lei crede in un Dio, crede in qualcosa di più che è qui, che sta attorno a noi. E ovviamente ci dice che ci sono dei 4 passi che ti sto per dire adesso che lei ha intrapreso e che condivide con tutti noi. Ma prima di partire direttamente a queste 4 cose che ha fatto, ci dice che è importante capire qual è il meccanismo di origine del dolore. Il problema della fibromialgia, che possiamo anche non etichettare così come fibromialgia, è una problematica di alterazione dei sensori del nostro corpo. Quindi se mi tocco in parti del corpo e sento del dolore atroce, anche molto molto intenso, quindi vuol dire che quelle zone del mio corpo non vogliono essere toccate, quindi i sensori di pressione e di dolore in quelle zone del corpo hanno una tolleranza molto molto bassa. Tutti i dolori, quelli cronici, intendo, sono creati da un sistema nervoso ipersensibile. Lo ripeto. I 4 step quindi sono stati questi. Prima di andare a darti altre informazioni, primo, lo scrivo in inglese, medication. Lo scrivo in inglese perché ce l'ho scritto qui in inglese. Medication vuol dire farmaci, ok? Farmaci, ma di natura non sul dolore stesso, quindi non sono antidolorifici. Questo è importante. Ribadisco nuovamente che questi non sono consigli che sto dando io a voi, ma che sono i consigli che ha dato lei, anzi neanche consigli, è quella sua esperienza di quello che è stata la sua terapia. Quindi assolutamente non farmaci sul dolore. Perché? Perché i farmaci sul dolore, gli antidolorifici, sono molto dipendenti, molto dipendenti. Infatti molte delle problematiche, soprattutto di emicrania, arrivano da un'overdose di antidolorifici e togliere, quindi disintossicarsi, tra virgolette, di questi antidolorifici è molto difficile ed è difficile quanto curare il dolore stesso. Questi farmaci sono principalmente antiepilettici. Ripeto, non sono io a dare questi antiepilettici a nessuno, quindi non dirò neanche i nomi, ma sono antiepilettici. Lei assume degli antidepressivi, non tutti hanno bisogno di questi farmaci, però a lei hanno aiutato tremendamente. Antiepilettici perché sappiamo che a livello del sistema nervoso questi antiepilettici calmano il sistema e quindi agiscono come un calmante, uno stress, calmante da uno stress che era appunto quel trauma registrato dentro il corpo. Piccola interruzione prima di continuare con questo video: più del 60% che vede i miei contenuti, il mio canale YouTube, non è iscritto o iscritta al canale.
L'unica cosa che ti sto chiedendo in questo momento è di iscriverti se non l'hai già fatto, questo mi aiuta immensamente più di quello che pensi per la produzione futura di nuovi podcast, di nuovi video sempre più dettagliati, sempre con più qualità. Quindi se ti sto aiutando in qualche modo a risolvere o a capire di più della tua situazione, che sia sintomo di cervicalgia, mal di schiena o altre problematiche, iscriviti a questo canale, diffondi questo canale con persone che potrebbero prenderne a beneficio e in questo momento così mi aiuti a continuare il lavoro che faccio. Per me è molto molto importante. L'unica cosa è cliccare su questo piccolo bottone qui in basso, iscriviti e ci vediamo nei futuri video con maggiore qualità, sempre di più. Te lo garantisco, questo è il mio piccolo aiuto che ti chiedo, piccola richiesta per le prossime puntate. A presto, ci vediamo nel video. Qua dobbiamo chiedere quindi al nostro psichiatra, la persona che dà questi farmaci è lo psichiatra. Lo psichiatra non deve, per quello che dice lei, dare necessariamente antidepressivi e non antidolorifici, assolutamente. Meditazione, secondo punto. Meditazione. Ci spiega che come in certi periodi della giornata solo la meditazione l'ha aiutata a portare giù i livelli di dolore. La tipologia di meditazione che usa Lady Gaga è la Transitional Meditation, Transcendental Meditation, quindi meditazione trascendentale, ok? Ma questo trascendentale. Nel mio canale trovate principalmente delle ipnosi o delle meditazioni sul dolore. Secondo me funzionano allo stesso modo. Ogni persona deve provare differenti meditazioni prima di capire quella che secondo il loro corpo funziona meglio. Terzo, allenamento fisico. Perché allenamento fisico? Perché noi sappiamo dal punto di vista neurofisiologico che gli ormoni dati dal movimento fisico vanno a diminuire, o meglio, portare più tolleranza a quel sistema nervoso che produce il dolore. Quindi l'allenamento fisico, quello che dice lei, è che lo fa giornalmente, quindi giornalmente, ma non è detto che l'intensità è sempre la stessa. Quindi quello che dico spesso anche nel mio programma Neurobalance è che bisogna andare sulla costanza, bisogna lavorare sulla costanza più che sull'efficienza, ok? Quindi non siamo atleti, dobbiamo lavorare sulla costanza, quindi ogni giorno facciamo un piccolo step, un piccolo movimento che se vogliamo può essere anche una camminata, può essere una nuotata, possono essere 20 squat al giorno, possono essere 20 flessioni al giorno, può essere una flessione al giorno o uno squat al giorno, però graduale e costante durante le settimane e i mesi. L'ultima parte è la psicoterapia. Vedete che in tutto questo non c'è una terapia che mira al fisico. Non mira al fisico, a parte l'allenamento fisico, ma non c'è riallineamenti del bacino, riallineamenti della postura, cercare di capire se è un'ernia il problema, se non è un'ernia. Sappiamo che tutto questo che stiamo guardando qui del dolore cronico arriva da una salute mentale in disequilibrio. Quindi dobbiamo lavorare sia sulla mente che sul corpo, perché è chiaro che questo problema di Lady Gaga è stato un trauma emotivo. Ora, chi soffre di fibromialgia, che è semplicemente un'etichetta, quindi vorrei da ora in poi, se guardi il mio canale, troverai sempre meno diciture o citazioni di questa parola fibromialgia. Parliamo di dolori diffusi semplicemente, o di dolori nociplastici se vogliamo, perché chi ha questa diagnosi, chi ha subito questa diagnosi è come se avesse subito una sentenza di morte. Molte persone pensano non ne uscirò mai più, è un qualcosa che mi andrà contro tutta la vita, invece in realtà dobbiamo prendere quello che è successo e accettarlo in modo radicale. Infatti una delle terapie di psicoterapia è quella proprio che mira all'accettazione radicale della condizione propria. Quello che è successo nel passato non deve essere necessariamente colpa tua,
è qualcosa che è successo, che si può comunque, noi ci possiamo lavorare da oggi in poi con riprocessare quelle, non dico quei pensieri, ma riprocessare non l'evento che è successo, ma come lo viviamo oggi, quello che il nostro corpo ci dice. Quindi non è necessario lavorare andando a rivivere il trauma, se non è un qualcosa che ci fa star bene, ma il nostro corpo deve iniziare ad avere nuovi pensieri attraverso appunto l'accettazione radicale di qualsiasi cosa che noi stiamo vivendo. Va bene, iniziamo dal punto zero, il punto zero è oggi. Sento dolore che è da 0 a 10 è sempre 10 oggi? Ok, iniziamo da qua. Non buttiamoci addosso ulteriore pressione di cambiare le cose istantaneamente, perché questo ti produce ancora più problemi al corpo, e da là, da qualche punto, dobbiamo iniziamo dal punto zero. Ogni giorno è un punto zero, e dobbiamo anche pensare che, come dice Lady Gaga, ci sono giorni che andiamo 2 passi avanti e un giorno che andiamo 1 indietro. L'importante è non farne 10 indietro, ok? L'importante è dire vado avanti attraverso l'educazione, perché questo è importante che tutti sappiano e abbiano in mente che la salute mentale è direttamente collegata al dolore cronico e soprattutto alla fibromialgia. C'è un test che si chiama ACE, che guarda un po' i traumi del passato o i traumi infantili, diciamo dai 0 ai 18 anni o 17 anni, e vede se questi traumi possono essere collegati alla situazione che abbiamo noi di dolori cronici. Guarda il link in descrizione perché troverai il test che potrai fare subito. Questo ti dà un'indicazione di come il tuo passato ha influenzato la tua problematica fisica. E se lo è, questi sono gli step di Lady Gaga. Se vuoi sapere gli step miei, lì sono molto simili a questo che trovi, di quello che ha detto Lady Gaga. Ecco perché l'ho voluto portare al pubblico italiano. Quindi la psicoterapia, lei non parla di particolare psicoterapia, a parte quella cognitivo-comportamentale, e un'altra che si chiama DBT, che vuol dire Dialectical Behavior Therapy. Quindi è molto simile alla cognitivo-comportamentale, ma qua c'è la parola dialectical. In altre parole, come noi parliamo il nostro corpo è molto molto importante. Quindi nella DBT c'è un mix di regolazione delle emozioni, di mindfulness, che li riprendiamo anche nella meditazione, di tolleranza allo stress, come iniziare a capire quanto possiamo tollerare quello che stiamo vivendo, e qui ti dico una chicca su questa parte della tolleranza allo stress. Tolleranza allo stress. Lì dobbiamo capire che ogni stress, qualsiasi stress possiamo vivere nel momento presente, possiamo reagire a questo stress in 2 modi estremi. Il primo è l'emotivo e l'altro è l'irrazionale. Cosa vuol dire tra emotivo e razionale? Quando iniziamo ad avere i primi, diciamo, reazioni al dolore, iniziamo a pensare dal punto di vista emotivo come: ma perché devo rivivere tutto questo? Perché non ho fatto qualcosa che non mi ha fatto stare bene fino ad oggi? Ma perché questo? Ma perché l'altro? Iniziamo quindi a reagire con paura. E questa parte emotiva è nell'amigdala, all'interno del nostro cervello, che appunto va poi a attivare tutta una serie di processi fisiologici di contrazione del corpo, che poi arrivano a essere infiammazioni e dolore. Quindi possiamo reagire così con la paura, oppure razionale, pensando dal punto di vista quindi senza emozioni. Ok, questo è successo, dobbiamo fare così, adesso devo fare questi 3 step, non c'è emozione. E qua stiamo parlando appunto di razionalità dal punto di vista della corteccia prefrontale. Questa parte qui che manca di attivazione a molti che soffrono di dolori cronici, o meglio, questa parte qui del corpo, della fronte, è diminuita di intensità e di attivazione. Normalmente, questo lo capiamo dalle risonanze funzionali magnetiche. Noi dobbiamo rimanere nel mezzo, qui. Come? Avendo quindi i fatti che la tua problematica è quella che è, quindi accettarla radicalmente,
quindi attraverso un'educazione di quello che succede nel tuo corpo, e non reagire con la paura subito. Capire che quindi se stiamo nel mezzo e possiamo attraverso degli step, anche solo una meditazione di 2 minuti, anche solo usare il respiro, anche solo rimanere per un secondo in questo spazio tra emotività, quindi tra paura e razionalità, quello è il modo in cui stiamo curando il nostro sistema. Ogni giorno dobbiamo partire da questa mappa per andare in avanti. Partire da questa mappa che è la nostra guida. Quindi quello che ci dice Lady Gaga è questo. Ha fatto questi step, è diventata una ragazza, una donna molto più wise, che in italiano significa saggia, proprio capendo questi step, lavorando con il suo psichiatra, lavorando con il suo team di terapisti, e tu direi, ma certo lei è milionaria, ha avuto tutta questa disposizione per anni. Tutto questo che abbiamo detto qui è a disposizione anche oggi in Italia. L'importante è collegare tutti i punti, eliminare tutta quella parte che mirava più al dolore come massaggi piuttosto che gli antidolorifici, che in realtà non funziona oggi, perché oggi sappiamo come funziona dal punto di vista neuroscientifico il dolore, e la meditazione, l'allenamento fisico, magari le medication, cioè i farmaci, magari questi non ne avrei neanche bisogno, bisogna andare a capire attraverso uno psichiatra se hai problemi mentali principalmente. E questo si può fare anche in Italia. Quindi oggi nel 2025, nel momento che tu stai guardando questo video, è possibile fare tutto questo, perché non devi essere Lady Gaga per stare meglio. E molte testimonianze di questo canale lo hanno confermato. Vai a vederti le altre testimonianze se sei nuova in questo canale, perché veramente dal 2025 possiamo fare la differenza su queste problematiche. Quanto ci metteremo, quanto ci metterai, non è un problema se sai che sei nella direzione giusta. Questo è importante. Guardati link in descrizione, ti metto varie risorse gratuite che puoi vedere sin da oggi per entrare in questa direzione. E se questo video ti ha aiutato, iscriviti al canale, scrivimi nei commenti e dimmi cosa ne pensi di questo video o dei miei video in generale, perché mi portano molta ispirazione per i futuri successivi video. Per adesso è tutto, io sono il dottor Alessio Veneziano e ci vediamo alla prossima. Ciao!